Non dubitate, Cassio. Farò che il mio signore e voi torniate amici come prima. Buona Madonna, qualunque cosa accada, Michele Cassio resterà in eterno il vostro devoto servitore. Ah, questo non mi piace. Che cosa hai detto? Niente, signor mio, o se... non lo so più. Ebbene, mio signore, parlavo adesso con uno spasimante, un uomo che langue senza il tuo favore. Che intendi dire? Ma il tuo luogotenente Cassio. Ah, è andato via ora? Sì, egli stesso, così umiliato che mi ha lasciato parte del suo dolore perché io soffra con lui. Amore caro, richiamalo. Un'altra volta. Sarà molto presto? Ma più presto, cara, per te. Forse questa sera per cena? No, non stasera. Domani a pranzo, allora? Io non verrò a casa, mi incontro coi capitani alla cittadella. Oh, allora domani sera, ti prego, fissagli un'ora. Ora basta, fallo venire quando vuole. Non ti voglio negare nulla. Ma ora ti prego di concedermi questo. Lasciami qualche momento alle mie cure. Potrei io negarteli? No. A presto, mio signore.